Allora, eccoci rientrati in studio, ultima parte della trasmissione, in questa puntata di TV7 Match, ultima parte che dedichiamo alla questione inquinamento alimentare, inquinamento delle falde acquifere, la salute e quindi quelle che sono poi le conseguenze. Tra l'altro in questi ultimi giorni è stato pubblicato l'ultimo dossier di Legambiente sullo stop ai pesticidi che diciamo, solleva alcuni punti interrogativi non da poco. Buonasera al professor Gianni Tamino. Buonasera a voi. Biologo, grazie di essere qua nei nostri studi. Buonasera al dottor Vincenzo Cordiano. Buonasera presidente dell'ISDE del Veneto, i Medici per l'Ambiente del Veneto. Ricordiamo che il dottor Cordiano è stato colui che ha sollevato per primo la questione dell'inquinamento dei PFAS. Dopo parleremo anche appunto della questione PFAS perché insomma è, come si usa dire, un affare che si sta un po' ingrandendo e allargando. Allora, lo dicevamo prima di entrare in studio, e coinvolgerei il professor Tamino in questo, no? La questione dei pesticidi è un inquinamento di cui si parla da tempo, degli alimenti, le verdure, la frutta e quant'altro, però il dossier di Legambiente dice attenzione come dire, all'accumulo, cioè ci sono dei prodotti che che rientrano all'interno dei parametri previsti dalla legge, però non si calcola il fatto che accumulano tutti qua, è così? Ci sono due aspetti dell'accumulo. Da una parte dobbiamo tenere presente che molti dei composti di questo tipo sono composti che non vengono facilmente degradati, spesso sono liposolubili, cioè si trovano facilmente nella componente grassa delle cellule, del corpo, dei tessuti. E cosa succede? Che ad ogni passaggio dall'ambiente alle piante, dalle piante agli erbivori, dagli erbivori ai carnivori, ogni volta noi abbiamo un aumento della concentrazione. Perché? Perché in genere ogni animale erbivoro ha bisogno di una massa 10 volte maggiore di piante da mangiare, un carnivoro ha bisogno di una massa dell'ordine di 10 volte maggiore di erbivori, se noi eliminiamo gran parte di quello che mangiamo. Il risultato qual è? Che se la concentrazione, questo è uno studio che è stato fatto ancora negli anni 60 e 70 sul DDT, noi non usiamo più il DDT, però tenete presente che il DDT viene ancora prodotto e usato in altri paesi, per cui c'è ancora un limite di legge al DDT di altre zone. Il DDT lo troviamo ancora nel grasso degli orsi polari, e lo si trova ancora in certe concentrazioni perfino nel grasso del latte materno di donne europee e italiane. Questo per dire come una cosa che non si usa più da noi dagli anni 70 è ancora presente nelle matrici ambientali, questo come pesticida. Molti pesticidi hanno un comportamento simile. Nel DDT si è visto che cosa? Che se io ho la concentrazione nell'acqua, le alghe aumentano a 10, il pesce che mangia le alghe diventa 100, il pesce che mangia il pesce diventa 1000, e poi abbiamo uccelli rapaci che mangiano il pesce e lo troviamo a 1000, 10.000 o valori del genere. Ora, immaginiamo che invece di avere questa catena alimentare dal corso d'acqua o dal lago agli uccelli rapaci, ci mettiamo l'uomo e ci mettiamo le sostanze che noi mangiamo prelevate dall'agricoltura, oppure l'agricoltura serve per alimentare animali, noi mangiamo gli animali che sono stati alimentati, abbiamo lo stesso fenomeno. Quindi c'è un fenomeno di aumento della concentrazione ad ogni passaggio della catena alimentare, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che io posso avere per esempio le verdure, la frutta, tutta in regola. Il dossier di Legambiente non è questo è l'ultimo, ma si fa da tempo. Cosa ha messo in luce in tutti questi anni? Che normalmente fuori legge è una percentuale piccola, 2-3%, ma questo 2-3% significa che gran parte dei campioni invece
hanno meno del valore limite, ma il pesticida si ritrova. E la cosa più grave è quando ho 10-20% di campioni che hanno più di 2 residui. Allora, se io ho 3 residui, e ammettiamo che il limite sia 1 per ognuno, e io ho 0,9, 0,9, 0,9, voi capite che è meglio avere uno, cioè essere oltre di un poco il limite per uno solo, che essere immediatamente sotto il limite per 3. Anche perché non solo questi si sommano, ma qualche volta si moltiplicano. In che senso? Che hanno un effetto sinergico, cioè uno più uno non è 2, ma uno favorisce l'azione dell'altro. E molti di questi composti sono composti in grado di alterare il nostro sistema endocrino, cioè i sistemi di segnali chimici, gli ormoni, ma anche i sistemi di difesa immunitaria. Quindi alterano quei segnali che sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo umano, ma anche di animali. Per cui noi in questo modo questi pesticidi determinano danni notevoli anche a livello di molti animali selvatici che sono nei corsi d'acqua, che vivono nei boschi e dove per qualche motivo l'irrorazione, pensiamo, non so, dove ci sono grandi vigneti, attorno ai vigneti delle volte ci sono dei boschi, ma con la deriva del vento quando si sparge in aria, il pesticida si sposta, qualche volta si sposta sopra le case. Questo è il problema delle nostre zone vitivinicole, per esempio. Certo, e su questo dopo magari facciamo un ragionamento. Noi abbiamo preparato un piccolo servizio che riassume un po' quello che ha già anticipato lei, vediamo. I nutrizionisti raccomandano da sempre di mangiare più frutta e verdura perché contengono sostanze importanti per la nostra salute e il nostro organismo, vitamine, fibre, sali minerali e tanto altro. A volte però contengono anche qualcosa che di certo non fa bene alla salute. Pesticidi, fungicidi e insetticidi contaminano oltre 1/3 dei prodotti ortofrutticoli nazionali, anche se entro i limiti consentiti dalla legge, mentre l'1,3% è illegale. Non sembrerebbero dati preoccupanti, ma come fa notare Legambiente nel rapporto Stop Pesticidi 2019, in molti prodotti è presente un multiresiduo. Si trovano insomma più sostanze chimiche e se nessuna di queste da sola supera i limiti di legge, per la normativa europea il prodotto è regolare. Un'incongruenza considerando che più principi attivi tutti insieme possono provocare effetti negativi all'organismo. Tra i campioni esaminati, quelli esteri presentano più irregolarità, 3,9% rispetto a quelli italiani, 0,5, mentre quelli provenienti da agricoltura biologica risultano tutti regolari e senza residui, ad eccezione di un singolo esemplare di pera che tuttavia potrebbe essere stato contaminato accidentalmente e non dall'utilizzo di pesticidi. Ecco, l'agricoltura biologica ne esce con un buon risultato. Sì, anche se probabilmente quell'unico campione è frutto di deriva, perché purtroppo è difficile oggi trovare un territorio dove si possa fare dell'agricoltura biologica senza il rischio che tutto intorno non ci sia qualcuno che irrorando con pesticidi per effetto di deriva del vento non arrivi anche là dove c'è l'agricoltura biologica. Quindi questo non è necessariamente una cattiva intenzione di non rispettare la norma da parte dell'agricoltore biologico, ma di subire un danno. Una conseguenza. A proposito di conseguenze, a livello epidemiologico, cosa possiamo dire? Quali sono le conseguenze per la salute dell'uomo? Ma le conseguenze sono soprattutto appunto dovute a... Allora, chiariamo, questi composti correttamente non sono... In Italia vengono chiamati fitofarmaci, è l'unico posto, ma si chiamano pesticidi perché sono cidi, cioè fatti per uccidere, i pests in inglese, cioè ciò che provoca malattie delle piante, ma più correttamente ancora sono biocidi, cioè sono fatti per uccidere organismi viventi. È evidente che tutto ciò che è biocida non si può pensare che non abbia effetti anche per organismi diversi da quelli bersaglio. E quindi è questo il fatto, che sono già in partenza qualche cosa che è discutibile e che anche nella migliore delle ipotesi non avessero impatto sull'uomo,
avrebbero un impatto su altre piante e animali utili. Pensiamo al fatto che se io uso un insetticida e ammazzo delle coccinelle, ogni coccinella mangia migliaia di afidi e quindi io ho fatto un danno. Ogni coccinella ammazzata con l'insetticida, ma questo vale per altri insetti, ho fatto un danno per l'agricoltura. Il vero obiettivo è quello della natura, che non è il biocida, non è la distruzione, salvo rarissimi casi, ma è un equilibrio, cioè stabilire una situazione per cui si va in equilibrio. Nessun parassita ha interesse a far morire il parassitato ma solo danneggiarlo eventualmente, perché nel momento in cui il parassitato non c'è più neanche la condizione per vivere del parassita. Stabilito questo come criterio, quindi che è proprio una visione diversa, l'equilibrio da una parte e la distruzione dall'altra, basta pensare anche ai nomi di questi pesticidi, secca tutto, ammazza tutto, cioè già nei nomi c'è l'idea di qualcosa che distrugge. Quali sono gli effetti? Se sono composti, come dicevo prima, liposolubili in grado di alterare il sistema endocrino, è chiaro che avremo tutta una serie di patologie. Spesso ci si preoccupa soltanto dei tumori. In realtà i tumori sono uno dei possibili eventi, ma nella maggior parte dei casi noi troviamo tutte le malattie degenerative, ma compresi alterazione del cardiocircolatorie, compreso un aumento di diabete secondo nella popolazione, compresi aumenti di malattie neurodegenerative a seconda. Si pensi che in Francia il Parkinson è considerato malattia professionale per i lavoratori del settore agricolo, quindi fa capire come questi siano effetti. Quindi è una serie di patologie che poi di volta in volta va verificato, ma ripeto, è il concetto stesso di modificare quelli che sono i fondamentali segnali chimici che il nostro organismo utilizza per regolarsi. Certo. Cordiano, con lei adesso parliamo anche di PFAS, pesticidi anche nell'acqua. Sì, c'è anche il rapporto annuale dell'ISPRA, per esempio, che va a misurare i pesticidi sia nelle acque superficiali che nelle acque profonde, e anche lì si trova magari amplificato il problema della presenza di più residui di pesticidi nello stesso campione. Addirittura si possono arrivare anche a decine di residui di pesticidi, ma di sostanze, di molecole che non vengono utilizzate più come da anni, che ancora persistono, perché probabilmente rientrano con i prodotti che noi compriamo dall'estero. E la situazione è veramente grave, perché ormai c'è una contaminazione diffusa delle acque sia superficiali che profonde da tutta una serie di molecole, per esempio dal glifosato, che è uno degli l'erbicida più prodotto al mondo, e soprattutto anche del suo metabolita, cioè dell'AMPA, che è proprio in ordine di frequenza è quello che si trova addirittura nel 45-50% dei campioni di acqua esaminati. Certo, ecco, invece anche parlando di PFAS, lei recentemente avete, come dire, lanciato l'allarme per quanto riguarda i pesci dei laghi, diciamo qui nel nord Italia. Che cosa avete riscontrato? Questo è uno studio fatto dall'IRSA CNR, da università italiane. Io l'ho tradotto, l'ho divulgato perché si fosse quindi erano un po' già cose che si sapevano da tempo. In pratica questi ricercatori hanno analizzato l'agone, che in pratica è la sarda di lago, in tutti i laghi subalpini, Maggiore, Garda, Como, Iseo, e hanno trovato soprattutto nel lago Maggiore delle concentrazioni altissime di PFAS. E anche nel lago di Garda ne hanno trovate concentrazioni intermedie. Il problema è che, per esempio, queste sostanze erano già state trovate nelle anguille del lago di Como, e per esempio nel lago di Garda è da anni che il consumo, la pesca di anguille è vietata a causa della diossina.
Allora, il problema è anche questo indica una contaminazione purtroppo ormai diffusa e soprattutto per quanto riguarda i PFAS nel pesce, queste di acqua dolce, facendo dei calcoli per la cosiddetta TDI, cioè la dose giornaliera ammissibile, ammesso che ne esista una, perché bisognerebbe fare dei discorsi un po' complessi da questo punto di vista, cioè addirittura se si mangiasse un bambino che mangiasse un etto di quel lagone, di quella sarda di lago pescata nel lago Maggiore, si può superare la dose giornaliera massima per quasi 2 anni, mentre per quella pescata nel lago di Garda si arriva quasi a 250 giorni. Questo per dire perché queste sostanze sono attive a livello quasi infinitesimale come sostanza, in quanto agiscono come perturbatori endocrini. Oltre qualcuno ad essere sospettato di cancerogenicità, ma la maggior parte di tutte queste molecole, anche dei pesticidi, funzionano soprattutto alterando la buona funzione delle nostre ghiandole interne. Endocrino significa appunto delle ghiandole che producono gli ormoni, per esempio gli ormoni della tiroide, gli ormoni delle ghiandole sessuali maschili e femminili, testosterone, estrogeno, l'insulina del diabete. E già soprattutto in soggetti che possono essere predisposti o geneticamente oppure perché hanno già delle condizioni patologiche, il solo fatto di avere per tutta la vita, giorno e notte, spesso ancora prima di nascere nei bambini neonati, quantità di queste sostanze che interferiscono, che non fanno comunicare gli organi come si deve, possono provocare delle alterazioni abbastanza gravi, certo. Che sono soprattutto gravi nei neonati che sono esposti ancora prima di nascere, durante la gravidanza, a queste molecole che vengono trasmesse liberamente attraverso la placenta dalla madre al feto in formazione. Quindi sono particolarmente pericolose l'esposizione nei primi 3 mesi della gravidanza, perché nei primi 3 mesi appunto che si forma l'organismo. E ognuno di questi pesticidi, se agisce in una determinata finestra temporale, come diciamo noi, può provocare delle gravi malformazioni congenite, fino a anche malformazioni così gravi da rendere incompatibile la vita del bambino. E per quanto riguarda i PFAS, proprio di questi giorni, la pubblicazione dell'aggiornamento dello studio fatto dalla professoressa Facchin dell'Università di Padova, del registro nascite, che conferma come nella zona rossa ci sono appunto un aumento degli eventi avversi materno-fetali in termini tecnici, cioè nella mamma durante la gravidanza si conferma un eccesso anche del 25-30% in più rispetto alle zone meno contaminate di diabete nella gravidanza e di preeclampsia, che è una grave malattia che produce un aumento della pressione, quindi può compromettere la vita sia della madre che del bambino se non si interviene subito. Ma poi si evidenzia appunto delle gravi anomalie congenite a carico del sistema nervoso centrale e del cuore, quindi un eccesso di queste patologie, oltre ad un eccesso di bassissimo peso alla nascita, cioè di bambini nati talmente prematuri che pesano meno di 1 chilo alla nascita. E questo si conferma, come dice lo stesso report, perché è una conferma già di dati esistenti nella letteratura. E l'aspetto più grave dal nostro punto di vista è che lo stesso effetto del basso e bassissimo peso alla nascita si vede in pratica in tutte le specie animali, anche inferiori, che sono state esaminate finora, sia in quelle selvatiche. Quindi sempre nella stessa area di competenza. Diciamo. Anche a livello globale, voglio dire, in tutto il mondo. Non a caso queste sostanze vengono chiamate degli inquinanti globali, perché ormai si trovano dappertutto. Essendo state prodotte fin dagli anni 1950 ed immesse liberamente nell'ambiente, con la scusa che non fossero tossiche, che non erano c'era niente da preoccupare, ed essendo sostanze
persistenti e soprattutto non esiste nessun metodo biologico, chimico, enzimatico che le distrugga. Certo, certo. Ecco, professor Tamino, possiamo dire allora che l'inquinamento non solo da PFAS, pesticidi o altro è in gran parte responsabile anche, come dire, dell'incremento di tante malattie, di tante patologie anche croniche, pensiamo appunto diabete, prima lei citava il Parkinson, piuttosto che anche debilitanti. Quando parliamo di malattie degenerative ci riferiamo, salvo condizioni patologiche genetiche o altro, proprio a un'alterazione che si manifesta nel tempo. Fino all'inizio del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, la prevalenza netta di malattie nella popolazione umana era malattie infettive. La crescita di un certo tipo di modo di vivere e un aumento notevole dell'inquinamento ha portato gradatamente, grazie anche a quello che è stato l'evoluzione della medicina, per cui da una parte siamo riusciti a sconfiggere, non del tutto, ma in parte le malattie infettive, ma dall'altra sono cresciute le altre. Tant'è vero che si parla di aumento della vita media, e certo, perché abbiamo ridotto soprattutto la mortalità infantile per un certo tempo, ma si dimentica che in questi ultimi decenni, a fronte di un aumento che diminuisce sempre di più come incremento, cioè aumenta ma non tanto, addirittura stiamo al limite di questo incremento, o intorno agli 80, 82, 83 anni di speranza di vita per gli adulti, ma abbiamo che cosa? Che già negli anni 60 non abbiamo più la vita sana, cioè aumenta nel tempo l'età, diminuisce l'età in cui la vita è ancora sana, quindi si abbassa l'età in cui abbiamo una vita ancora sana e aumentiamo la vita ma con malattie. È questo l'effetto dell'inquinamento come malattie degenerative, ma questo porta sofferenze, malattie che durano a lungo nel tempo e che hanno effetti che conosciamo. Certo, anche un costo. È un costo sociale. Tenete presente importante. che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'insieme dell'inquinamento, e parliamo di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, parliamo di 10 milioni di persone che ogni anno muoiono di questo. Allora sono soltanto 6 milioni per l'inquinamento atmosferico. Noi in questo momento abbiamo i problemi delle PM10, PM2,5, ma è l'insieme di quello che respiriamo. Ma tutto quello che viene emesso o buttato fuori nell'aria o nell'acqua va o al suolo o nei corsi d'acqua o nell'aria, e alla fine cosa succede? Che tutto questo materiale si concentra negli organismi viventi. Cioè, se uno fa il ciclo di tutti gli inquinanti emessi dall'uomo, non solo dall'industria, ma appunto industria, agricoltura, ma anche le attività umane casalinghe, perché certo, il riscaldamento domestico fa inquinamento dell'aria, ma poi questo inquinamento cade al suolo, eccetera, eccetera. Le fognature, tutto quello che produciamo, alla fine dove si concentra? Negli organismi viventi. E negli organismi viventi, se sono organismi che noi mangiamo, diventa inquinamento che si manifesta e si accumula e si concentra lungo la catena alimentare, e a quel punto abbiamo l'insorgere di patologie. E per esempio è sbagliato dire forse che noi abbiamo un forte incremento di morti per tumore, perché fortunatamente il tumore si può curare molto più di un tempo. Abbiamo un incremento di incidenze di tumore, e la cosa ancora più grave è l'incidenza in età giovanile. Cioè questo sì che è un indice di patologia ambientale, dell'ambiente malato che si manifesta con malattie nell'uomo, perché non è più, perché una volta si diceva, beh certo, se viviamo più a lungo è più facile che si sviluppino i tumori, ma se invece andiamo a vedere l'età in cui insorgono i tumori e la frequenza con cui insorgono nei giovani, questo è significativo, ed è questo la situazione grave che viviamo. Certo. E non è i tumori il problema, sono l'insieme di tutte le malattie degenerative che questo tipo di situazione produce.
Per esempio dicono che la somma di tutte queste sostanze tossiche, che magari presa una per una sono a livello certo. normale, si sommano insieme, ma soprattutto incidono nella psiche, nel cervello dei giovani, per cui notano che nelle zone più inquinate, per esempio dove ci sono le fabbriche, i ragazzi hanno uno sviluppo mentale più lento e più difficile rispetto a invece zone dove invece non c'è inquinamento. Per alcuni metalli pesanti questo è stato documentato, cioè perché quando parliamo di inquinamento abbiamo inquinamento che può essere da metalli pesanti che è dal mercurio all'alluminio, al cromo, eccetera, che alcuni, come il cromo esavalente, è cancerogeno, è notoriamente cancerogeno. L'alluminio non è direttamente ad azioni di questo genere, però si pensa che abbia un ruolo, per esempio, nell'Alzheimer o in altre malattie degenerative, ma probabilmente anticipa la patologia. Possono molti di questi composti, noi li studiamo nell'adulto. Ma invece il problema più grosso, lo diceva il dottor Cordiano poco fa, è quello durante lo sviluppo embrionale. Molte di queste sostanze sono accumulate dalla madre. Per esempio io parlavo prima di sostanze liposolubili. Durante la gravidanza c'è una fase in cui c'è un utilizzo del materiale lipidico, dei grassi della madre, per alimentare il feto. E quando questo succede, noi abbiamo che la madre cede anche gli inquinanti che erano sciolti nel grasso al feto. Ma questo vale anche per alcuni metalli pesanti e anche per metalli pesanti radioattivi. Per esempio, lo studio è stato fatto a Chernobyl, quando le madri immediato dopo l'incidente avevano dei figli, spesso i figli nascevano con gravissime malattie e morivano dopo poco. Però le madri si erano liberate di gran parte e questo è drammatico, perché che una madre abbia, invece che dare vita al figlio, sia il figlio che in pratica libera lei del male, è credo un qualcosa, e il fatto stesso di pensare che la madre non è più in grado di controllare il processo di vita, ma lei ha subito dei danni prima che danneggeranno i suoi figli. Questo io lo trovo di una violenza nei confronti delle nostre generazioni, ancor più delle prossime generazioni. Sì, ma molto in questo caso era già stato studiato a Hiroshima e Nagasaki, sì, certo, ancora perché c'erano appunto le madri che, a parte che nascevano bambini totalmente deformi, privi anche del cervello, eccetera, per effetti della radioattività, ma soprattutto succedeva questa specie di depurazione della madre che lasciava al figlio in eredità tutta la tossicità che conteneva. Ma quindi si può pensare alla bistecca in provetta su una piastra di Petri, alleviamo delle proteine che alla fine siamo sicuri pensare che in laboratorio le cose siano senza rischi io non lo vorrei proprio, nel senso che fosse questo l'obiettivo finale, perché in natura le cose hanno funzionato per milioni e milioni di anni. Da sempre qualche cosa che può danneggiare nell'ambiente ci può essere, perché vulcani, perché suoli, perché la radioattività di fondo possono esserci naturalmente. Ma naturalmente diciamo che noi siamo bene o male evoluti per vivere in un ambiente con quelle caratteristiche. È il tasso di incremento di sostanze estranee che abbiamo negli ultimi anni che non può prevedere nessun tipo di adeguamento da parte di nessun organismo, ed è questo che oggi è drammatico. Quindi di fronte a questo facciamo tutto artificiale? Ma non ha senso, perché pensare di fare in laboratorio si rischia di fare quello che chi ha la mia età se lo ricorderà, di quello che è stata la truffa delle bioproteine fatte in fabbrica. E le bioproteine fatte col petrolio, fatte col petrolio, è costato miliardi. Ha fatto un'operazione che è stata una grandissima truffa, costruito una cattedrale nel deserto inquinante,
e poi per far cosa? Una cosa immangiabile, una cosa non utilizzabile. Stranamente la fabbrica è stata costruita in Calabria, a quell'epoca parliamo dei primi anni 60. Lei lì Porto Salvo, sono calabrese. Mi conosce. Comunque vorrei dire una battuta, se proprio vuol mangiare delle proteine forse è meglio mangiare un bel piatto di pasta e fagioli, insomma, alla veneta, quindi si fa. Ma credo che quelle fossero le proteine che hanno salvato l'Europa dopo la scoperta dell'America, perché la maggior parte della gente non mangiava carne, non mangiava proteine, quindi invece i fagioli sono ricche di proteine che sono proteine molto simili alle proteine della carne. L'equilibrio tra cereali e legumi è un ottimo equilibrio di proteine, perché per esempio i cereali possono avere anche parecchie proteine, ma non tutte. L'equilibrio necessario, se io mescolo cereali e legumi, è l'ideale, ma da sempre nella cultura contadina i piatti erano cereali e legumi, non solo pasta e fagioli, ma risi e bisi, pasta e ceci, ma l'associazione tra cereali e legumi prodotti senza pesticidi c'è sempre stata. Appunto, allora torniamo a quello invece che andare a fare in laboratorio qualcosa, perché in laboratorio teniamo presente che noi facciamo una semplificazione, ma come abbiamo visto varie volte, pensare di usare, non so, invece che la complessità di un cibo come quello che siamo abituati a mangiare, produrre solo una proteina, e noi non è che possiamo mangiare solo una proteina, noi abbiamo bisogno, è un errore pensare devi tante proteine, tanti zuccheri, tanti grassi, no, abbiamo bisogno della complessità di tanti tipi diversi di proteine, tanti tipi diversi di lipidi e di zuccheri prodotti da vari tipi di vegetali, e in più quando mangiamo i vegetali dentro ci sono i sali minerali, le vitamine, questa complessità in laboratorio non è riproducibile. Sì, ma per esempio servono tutti questi anticritogamici, tutte queste sostanze per l'agricoltura? Io ho l'impressione che non debba essere questo. Ci sono anche altre. Allora, a chi servono? Cui prodest, diceva Cicerone. Servono alle case che producono Bisogna tornare indietro un attimo nel tempo, agli anni 50-60, da noi, tra le due guerre negli Stati Uniti, quando si avvia la cosiddetta rivoluzione verde. La rivoluzione verde, dal nome sembrerebbe una cosa positiva, ma la rivoluzione verde è stato essenzialmente questo: sementi rese più produttive attraverso un meccanismo genetico di selezione, ma per ottenere degli ibridi. Come si ottiene l'ibrido? Avendo due linee pure, geneticamente molto omogenee, produttive niente, ma mescolando le due linee pure si ottiene l'ibrido. Questo ibrido è molto produttivo, diciamo, ma non necessariamente adatto alle varie pestilenze, sia intese come sostanze fungine, organismi fungini, sia come insetti, ma sia come malerbe, tutto ciò che rende. E normalmente l'agricoltura in precedenza cosa faceva? Faceva associazioni. Qualcuno ricorderà che un tempo si mettevano degli alberi a capofila dei filari di vite. Altri mettevano le rose in testa. Perché? Perché per esempio gli afidi vanno sulle rose e l'albero in capofila conteneva tutta una serie di insetti utili per l'agricoltura che si nutrivano di quelli che andavano a parassitare la vite o eventualmente altre colture. Questo perché? Perché si aveva percepito la necessità di un equilibrio. Passare dalla complessità di un'agricoltura che sì era semplice, ma che teneva conto del fatto che nello stesso terreno dovevo sostituire a una coltura poi un'altra, perché se io continuo a coltivare sempre la stessa cosa, lì mi rimane nel suolo le larve degli insetti, mi rimangono le sementi delle malerbe che aggrediscono quella cultura. E quindi sostituendo le culture io impedisco questa continuazione. Questa rivoluzione verde cosa ha fatto? Sementi
molto più produttive, ma più deboli, però diciamo, con un particolare, che le 2 linee pure erano in mano alle multinazionali. Quindi l'agricoltore che fino a quel punto produceva il cibo, ma teneva le parti migliori di quello che produceva come semente per riseminare l'anno dopo, non può più farlo, perché un ibrido non mi dà più sementi che riproducano quelle condizioni. Devo riavere l'ibrido delle 2 linee pure. E quindi devo acquistarlo. E devo acquistarlo. Quindi è il primo passaggio. L'agricoltore da produttore del processo, controllore del processo produttivo, diventa un lavoratore dipendente della multinazionale, che dipendente nel senso che dipende. Ma quelle sementi che lui compra funzionano con quella produttività solo se io uso fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi di tutti i tipi. E questo quanto può andare avanti? Se si va a vedere la storia del mais, per esempio, dagli anni 60 in poi, abbiamo un incremento di produttività per ettaro fino alla fine del secolo scorso. Dopo non c'è più, ma in compenso dalla fine del secolo scorso ad oggi, per mantenere costante la produttività per ettaro, devo aumentare gli input sotto forma di fertilizzanti, di pesticidi, di quantità di acqua di irrigazione, cioè io ho quello che si chiama un incremento di produttività per un certo tempo decrescente, che raggiunge un valore fisso, dopodiché io devo soltanto aumentare continuamente gli input esterni, come si vede. Questo non è un processo positivo, perché rispetto a un altro sistema come l'agricoltura biologica, che ha come obiettivo l'equilibrio, io ottengo una produttività simile, al massimo di un 10% meno produttiva, ma complessivamente non danneggio l'ambiente, ho un prodotto che spesso ha meno acqua e quindi anche se ho una perdita del 10% è compensata dal fatto che ci sono più sostanze utili per unità di peso, e mantengo una condizione in cui la pianta è sotto il controllo di un processo di equilibrato, e riesco a mantenerlo, per esempio, perché in agricoltura biologica è obbligatorio che ci siano i filari, le siepi, i fossi e delle zone che non possono essere coltivate. Periodicamente devo avere delle parti che vengono lasciate come riserva, perché gli organismi, insetti, ma anche anfibi, uccelli, pipistrelli, devono vivere per garantire questo equilibrio. Sono insetti utili, cioè sono animali utili che mangiano gli insetti, per esempio. Quindi ci vuole una biologica competizione. Devo avere questo equilibrio, e questo, allora, a questo punto non mi servono, anzi sono negativi i pesticidi, perché il pesticida, per ogni, ritorno al discorso, per ogni coccinella che mi ammazza mi impedisce di avere il controllo su migliaia di insetti nocivi. Qui, Cordiano, entriamo nell'ambito anche del PFAS, quel problema dell'irrigazione, dell'abbeveraggio degli animali, tutta nella zona, diciamo, interessata dall'inquinamento. Sì, questo è il problema dell'irrigazione delle culture, anche dell'abbeverato degli animali con acqua contaminata da PFAS, è stato purtroppo un argomento poco sviluppato, insomma, un po' rimasto in secondo piano rispetto appunto al problema dell'acqua potabile, che sicuramente è la principale fonte di esposizione, almeno in quella zona contaminata. Ma effettivamente questo è un problema che bisogna risolvere al più presto, perché soprattutto il problema dei pozzi privati, perché anche se è stato deliberato il censimento dei pozzi privati, questo purtroppo è rimasto un po' lettera morta, perché soltanto una minima parte delle migliaia di pozzi privati, cosa che è già successo in altre occasioni simili per altri tipi di inquinamento, diciamo, soltanto questo è stato censito, quindi probabilmente ci sono
tanti ancora agricoltori e allevatori che utilizzano l'acqua di falda del proprio pozzo per irrigare i campi e per alimentare gli animali. Ed il problema è molto più importante perché, come dicevo prima, finalmente l'EFSA, cioè che è l'Agenzia per la tutela della sicurezza degli alimenti, già da marzo di 2 anni fa ha proposto un aggiornamento dei valori di quella che io considero la famigerata TDI, ne abbiamo parlato prima, della dose giornaliera ammissibile, che non ha alcun fondamento scientifico. In base agli studi condotti dopo il 2008, studi soprattutto condotti in Danimarca e negli Stati Uniti, che hanno evidenziato come anche l'esposizione dei bambini durante la gravidanza, ma anche dopo, nei primi anni, per esempio con l'allattamento materno, l'esposizione anche a piccole quantità di PFAS produce un'alterazione del sistema immunitario, un'alterazione del metabolismo osseo, tanto che hanno fatto fare in modo che l'EFSA preso atto di questi studi e ha cominciato ad abbassare la cosiddetta dose giornaliera, che per esempio per quanto riguarda il PFOA, l'acido perfluoroaltanoico, che è il più famoso probabilmente di tutte le 4.700 FAS che ci sono, fino ancora l'EFSA consigliava una dose giornaliera ammissibile di 1.500 nanogrammi per chilo al giorno. Certo che fa pensare il fatto che consigliasse, no, cioè, una dose minima giornaliera consigliata. E questa è la dose minima di veleno consentito, di veleno consentito. Adesso loro hanno proposto, quindi da 1.500 nanogrammi per chilo al giorno, per il PFOA a 6 nanogrammi per chilo a settimana, quindi 0,8 nanogrammi per chilo, 1000 volte di meno rispetto alla dose. E per PFOS, l'altra sostanza tossica, abbassate da 150 nanogrammi per chilo al giorno a 13 nanogrammi per chilo a settimana. Quindi questo dimostra in modo definitivo, chiarissimo, come questi limiti sono completamente arbitrari. L'unico limite che possiamo dire, secondo appunto in base a questi studi condotti soprattutto dal gruppo del professor Grandjean, danese che insegna anche ad Harvard negli Stati Uniti, il livello nell'acqua di PFOA non dovrebbe superare 1 nanogrammo per litro di acqua e nel nostro sangue di 0,1 nanogrammi per millilitro di sangue. Se pensi che la media, prima che ci fossero applicati i filtri, la media del PFOA nel sangue nei soggetti era di 73 nanogrammi per millilitro di sangue, con punte, lo dimostrano gli studi che stanno facendo le regioni, massimi di 1400 nanogrammi, cioè soggetti è stato trovato 1400 nanogrammi, quando abbiamo visto probabilmente la dose che può essere sicura per tutte le fasce della popolazione è di 0,1 nanogrammi, quindi 10.000 volte di più. Eppure la richiesta che è stata avanzata anche a livello europeo di porre, le mamme no PFAS avevano proposto il limite zero, no? Ma che però non è stato comunque... no, perché se questo comporterebbe, come dice l'EFSA nella sua bozza, che ripeto è stata presentata già da 2 anni alla Commissione europea, non è stata approvata. Non è stata approvata perché grazie soprattutto a causa delle lobby industriali, perché come dice l'EFSA, se fossero accettati questi limiti significherebbe che già oltre la metà della popolazione europea risulterebbe esposta a concentrazioni negli alimenti, nell'acqua di PFAS superiori a quelle che possono essere ritenuti sicuri in base agli ultimi studi che sono stati fatti, ripeto, soprattutto nei bambini. E poi, se permette, vorrei dire che l'EFSA, dal mio punto di vista, ma anche penso dalla nostra associazione, questi valori, gli studi fatti dall'EFSA, si possono essere utilizzati per popolazioni non esposte come quella italiana o in Veneto, nel senso che gli studi che sono stati fatti sulla popolazione generale, sugli alimenti provenienti da zone non contaminate, per esempio delle decine di migliaia di campioni esaminati in tutta Europa, soltanto alcune venivano dall'Italia, una minima parte, ma nessuno per esempio proveniva dalle zone del Veneto contaminata, quindi questo
significa aver abbassato le concentrazioni medie di queste sostanze presenti. Quindi, dal mio punto di vista, la proposta dell'EFSA può avere un certo significato, una certa applicazione soltanto per la cosiddetta popolazione generale, cioè come possiamo essere noi che viviamo al di fuori delle zone esposte e che siamo come dire, soggetti ad un minor grado di contaminazione. Però questi valori soglia assolutamente non vanno bene per popolazioni che vivono da decenni nelle zone ad alta esposizione. Ecco, senta, prima ha parlato dei pesci, adesso non mi ricordo il nome preciso, dei pesci dei laghi appunto qua del nord Italia. Lagone, la sarda di lago. Ecco, queste sarde di lago. Queste sarde di lago vengono vendute? Sì, vengono commercializzate sia fresche, ma poi vengono vendute anche a distanza nei mercati di Milano, per esempio, sono andati a pescarli, a trovarli anche il mercato, e poi vengono anche essiccate, insomma, cioè vengono vendute come le sarde di mare, insomma, eccetera, da un consumo probabilmente non è mentre per voi dovrebbe essere vietato il commercio, secondo lei? Soprattutto in via precauzionale, sì, capisce, perché se noi pensiamo appunto a questa dose, noi applichiamo i valori. Già le sarde di lago pescate nel lago Maggiore possono superare tranquillamente i valori giornalieri accettabili, diciamo, in base ai vecchi limiti proposti dall'EFSA. Se applicassimo appunto invece questi nuovi, e in pratica soprattutto probabilmente soltanto quelle pescate nel lago di Iseo rimarrebbero al di sotto di questi nuovi limiti, insomma. Certo, il quadro che abbiamo presentato fino adesso è tutt'altro che roseo, anzi sicuramente. Il problema è un altro. Come faccio a controllare se sono intossicato o meno? Questo è un aspetto. Perché queste sono belle raccomandazioni, ma poi sul pratico cosa faccio? Se non vive nella zona contaminata, nella zona rossa ad alta contaminazione e non rientra nella fascia di età da 14 a 65 anni, purtroppo non c'è nessun altro modo per potersi dosare il PFAS nel sangue, perché si tratta di esami molto sofisticati, sono necessari sia attrezzature molto costose, ma anche personale che sappia fare degli esami. Non è come fare un semplice esame di routine, la glicemia o altro, o il colesterolo per esempio. E poi nei laboratori pubblici appunto non viene fatto, non può essere prescritto come esame dal medico di base con la ricetta, oppure se uno volesse farseli privatamente a spese proprie, per ora non è possibile. Quindi rimango cornuto e intossicato. Oppure potrebbe farsi fare gli esami, non so, in Germania, sui laboratori all'estero esistono facciamo una migrazione in Germania per sapere se siamo sani. Ecco, però diciamo, questo è un aspetto un po' controverso. Io personalmente dico che forse è inutile, cioè non è, dal punto di vista pratico non cambia niente sapere se uno ha questi PFAS nel sangue o meno, perché ce l'abbiamo purtroppo tutti quanti, almeno il 97-98% della popolazione generale ha queste sostanze nel sangue. L'ha dimostrato anche lo studio di biomonitoraggio, il primo eseguito e l'unico nella popolazione, fatto dall'Istituto Superiore di Sanità e pubblicato nel 2016, che ha dimostrato come anche nelle cosiddette popolazioni di controllo, cioè circa 240 soggetti provenienti da zone ufficialmente non contaminate, avevano concentrazioni rilevabili nel sangue, nel proprio sangue, di queste sostanze, di uno o più PFAS. E questo perché appunto tutti noi siamo esposti non solo con gli alimenti, con l'acqua contaminata, ma anche con l'utilizzo di quella miriade di prodotti quotidiani nei quali sono annidati PFAS. Penso ai cosmetici, ai prodotti d'uso personale, ai tessuti antiaderenti, quindi alle creme solari, al fondotinta delle donne, a tutti i detersivi, le schiume antincendio, e quindi
la carta da forno, per esempio, la carta per alimenti, le padelle antiaderenti, tutte sono sostanze, sono prodotti che possono contenere PFAS e noi non lo sappiamo. E anche questo, diciamo, è una grave carenza legislativa, perché anche qui c'è stata una proposta di legge avanzata a livello europeo che gli interferenti endocrini fossero indicati nelle etichette. Anche qui le lobby industriali hanno vinto e il Parlamento europeo non ha accettato questa proposta di buonsenso che quantomeno fosse presente. Per dire la gravità di queste sostanze, nei cosmetici possono essere presenti perché non tutti hanno queste sostanze. In uno studio fatto in Giappone, sulla metà dei cosmetici esaminati aveva uno più FAS. Per esempio in un fondotinta... Ed erano indicati nell'etichetta oppure no? No. Però a volte può essere, si trova in etichetta qualcosa che richiama il fluoro, in inglese fluoril, polifluoril, perfluoril, allora quelli sarebbero da scartare, sempre ammesso che uno riesca a leggere cosa c'è scritto in caratteri microscopici, dovrebbe fornirsi una ottima lente di ingrandimento per capire cosa è scritto. Certo. Però appunto stavo dicendo, in quel fondotinta di questo campione, in un grammo c'erano oltre 6.000 nanogrammi di PFOA, in totale quasi 20.000 nanogrammi di PFAS, e se pensa che nell'acqua all'apice quando è stato scoperto, diciamo, la contaminazione nell'agosto 2013, all'Onigo per esempio c'erano meno di 2.000 nanogrammi per litro nell'acqua, quindi probabilmente un grammo di quel fondotinta è equivalente a 3 litri di acqua potabile del 2013 contaminata. E queste purtroppo sono tutti quanti noi esposti quotidianamente a queste sostanze e non lo sappiamo. Non c'è un controllo. No, scusi? Non c'è un controllo sulla produzione industriale. Non c'è un controllo perché queste sostanze non sono normate per legge, insomma, vengono considerate, sono state considerate per decenni innocue, non pericolose per la salute. È stato permesso alle aziende, non solo a quella di Thyssen, alla Miteni, ma penso alle multinazionali, alla DuPont, alla 3M, che per prima hanno brevettate queste sostanze e che negli Stati Uniti sono state punite con multe miliardarie. La 3M soltanto per aver inquinato l'area a Decatur nell'Alabama è stata multata per 850 milioni di dollari. E la DuPont alla fine ha pagato oltre 1 miliardo e 200 milioni di dollari per il danno ambientale alla salute che ha fatto. Questi hanno sempre purtroppo i soldi poi non è che ti ridiano la salute. Gli studi fatti dalle stesse industrie chimiche che sapevano della pericolosità di queste sostanze, addirittura lo sapevano, la 3M che l'ha brevettato le ha utilizzate e studiate perché erano state utilizzate per la produzione della bomba atomica. Se non ci fossero queste sostanze probabilmente non c'era la possibilità di poter isolare e trasportare l'esofluoruro di plutonio, che è un gas altamente tossico e che il Teflon, questo PFAS, resiste addirittura a queste sostanze. Quindi la 3M sapeva della persistenza, della indestruttibilità di queste sostanze, hanno sempre nascosto le prove, gli studi che loro stessi avevano fatto, ma per decenni. Però quando sono state scoperte sono state punite, addirittura la 3M nel 2000 aveva sospeso volontariamente la produzione. Poi ha spostato la produzione in Italia, se ricordo bene. In Italia, ma soprattutto adesso l'hanno spostata in Cina, in Thailandia, nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. In via di sviluppo, giusto? Dove lì ci sono meno controlli di quelli in Italia e quindi non sappiamo cosa succede. Tamino, com'è che ci difendiamo da tutto questo? Allora, perché abbiamo presentato un quadro che sicuramente non è confortante. Abbiamo l'acqua, che capiamo che se non sono i PFAS qualcosa di pesticida magari c'è, o il fertilizzante piuttosto che l'insetticida, l'aria la respiriamo tutti i giorni e abbiamo capito anche che può avere influenza anche sullo sviluppo del nostro cervello e di tante altre cose.
E cosa dobbiamo presente fare che qua, il discorso appena fatto per queste sostanze fluorurate vale per tutti i pesticidi, perché quando hanno fatto l'analisi al Parlamento europeo dei deputati o anche in Italia alcuni parlamentari italiani, il glifosato l'hanno trovato in tutti. Questo per dare un'idea di come siano diffuse queste sostanze, ormai non riusciamo più a liberarcene. E anche se non le usassimo più, per un certo tempo le avremo comunque, perché abbiamo dentro di noi, ci portiamo un'eredità. Allora come possiamo fare? La cosa non è affrontabile singolarmente, adesso eliminiamo le sostanze tipo i FOA, FAS, eccetera, oppure i pesticidi e basta. Dobbiamo vedere nell'insieme, capire da dove nasce l'inquinamento. L'inquinamento è l'inevitabile conseguenza di una visione del sistema produttivo lineare, cioè se io prendo in natura materie prime e fonti di energia fossile o comunque qualcosa da bruciare, in un processo produttivo per ottenere un qualcosa da vendere, inevitabilmente, lo sappiamo, le fabbriche producono inquinamento e rifiuti, e lo stesso prodotto, una volta esaurita la sua funzione, diventa rifiuto. Pensiamo alle plastiche, pensiamo alle polveri sottili. Come ne veniamo fuori? Non affrontando singolarmente una cosa o un'altra. Oggi va di moda questa parola e quindi anche abusata, ma se non ritorniamo a una visione ciclica dell'economia, l'economia circolare, ma spesso poi esistono delle trasformazioni dell'economia circolare che non cambiano niente, che lasciano, cioè si usa una parola bella per non cambiare nulla, come è stato sviluppo sostenibile, come è stato economia verde, ma non è cambiato nulla. Quindi non voglio abusare del termine, voglio invece dire il senso di quel termine. In natura non si producono né rifiuti né inquinamento, perché grazie a una fonte di energia esterna, il sole, e quindi non si brucia per produrre energia. Noi invece continuiamo a bruciare qualcosa per produrre energia, e ricordate che ogni volta che brucio qualcosa, da 1 chilo bruciato di qualunque cosa ottengo chili di inquinamento, perché se misuro le scorie, le polveri e i gas, che noi pensiamo che non pesino, ma le molecole ci sono, pesando tutto insieme e calcolando che ogni volta che brucio qualcosa l'azoto dell'aria si combina con l'ossigeno dell'aria, che l'ossigeno dell'aria va a combinarsi con questi composti, io alla fine da ogni chilo di prodotto bruciato ne ho più di 3 chili tra rifiuti e inquinamento. Allora possiamo andare avanti a bruciare il mondo? Noi dobbiamo tendenzialmente pensare a una nuova economia in cui l'energia è energia, quindi energia vuol dire direttamente qualcosa che non ha bisogno di materia da bruciare, ma è energia che mi serve a riciclare invece la materia attraverso processi produttivi ciclici, in cui ogni scarto di un'attività è materia prima di altri, come avviene in natura, dove lo scarto della fotosintesi è l'ossigeno, ma l'ossigeno è fondamentale come materia prima per la respirazione, che ossidando gli zuccheri, che sono il risultato del prodotto della fotosintesi, mi dà come scarto CO2 e acqua, che è la materia prima della fotosintesi, e quindi non ho rifiuto, cioè ho un ciclo. Se noi non ragioniamo in quest'ottica non risolveremo mai, perché è inevitabile che se io ho un inizio ho anche una fine, e la fine vuol dire rifiuti e inquinamento. In una visione ciclica senza combustioni io posso affrontare il problema. È possibile un'economia di questo genere? Beh, abbiamo miliardi di anni di economia della natura che ci dimostra che questo è possibile, e noi in 50 anni abbiamo non solo determinato questo enorme inquinamento, ma abbiamo creato quei cambiamenti climatici che sono sempre la conseguenza di questa linearità. Allora, i 2 drammatici eventi, inquinamento che provoca 10 milioni di morti l'anno, cambiamenti climatici che rischiano di far scomparire intere aree del pianeta, una perdita di biodiversità che ha dimensioni che non hanno
corrispondenti neppure all'epoca delle grandi estinzioni di massa. Noi abbiamo un tasso di estinzione delle specie che è dell'ordine di migliaia di volte quello che era normale prima di questa attività umana. Allora, come affrontiamo? Andiamo all'origine, incominciamo a immaginare un modo di produrre oggetti, un modo di produrre in agricoltura che sia coerente con la logica dell'equilibrio e della circolarità che c'è in natura, perché altrimenti potremmo anche ora avere produzioni che danno profitti a qualcuno, ma alla fine quale sarà la situazione dell'umanità fra 50-100 anni non lo so. Mi preoccupa molto, qualcuno avrà visto Greta, questa ragazza svedese che sta andando dappertutto. Lei tra l'altro ha anche una malattia, poveretta, quindi è una persona che dice lei stessa: io per la mia malattia, che è una forma di autismo leggero, di malattia di Asperger, io non sarei neanche in grado di parlare, sono talmente colpita da quello che sta succedendo che non riesco a capire come la gente non reagisca. Ecco, di fronte a giovani, e in questo momento in tutto il mondo, i venerdì i giovani si ritrovano a protestare, e spero che monti questa protesta, perché se non sono loro a pretendere questo cambiamento, questo modo diverso di intendere l'economia, non cambieremo, non sarà mai chi trae profitto da questo che cambierà. Bisognerà che siano coloro che collettivamente hanno la capacità di capire che bisogna trovare delle vie d'uscita e non si trovano parziali. Purtroppo qui occorre un radicale cambiamento, come dice anche l'insieme degli scienziati dell'IPCC, l'insieme degli scienziati che si occupano di biodiversità, gli UCN, oppure coloro che si occupano di inquinamento, come sono tutti coloro che in questo momento stanno affrontando questi temi. Certo, Tamino, qui ovviamente come dire, le responsabilità, i responsabili che vengono coinvolti sono ovviamente gli stati e anche appunto le multinazionali e tutti quelli che sono i grandi interessi economici, però probabilmente anche a casa i cittadini si domandano: ma io nel mio piccolo se devo fare la differenziata, la devo fare meglio, posso andare a piedi invece che andare in macchina. Ognuno può dare il suo contributo. È chiaro che individualmente quello che facciamo, perché ogni movimento parte poi dalle piccole cose, cioè, no? Individualmente io non cambio il mondo, ma se siamo miliardi che individualmente fanno delle cose corrette, forse cambiamo anche il mondo. Una delle cose corrette, se non pensiamo che le multinazionali cambieranno, starà a noi non comprare quei prodotti. Incominciamo per esempio, in agricoltura ci sono questi problemi? Andiamo direttamente dagli agricoltori, andiamo a vedere come coltivano, là dove possiamo. Ci sono i mercati contadini di paese, di quartiere. Incominciamo a stabilire una relazione con gli agricoltori e andiamo da quegli agricoltori di cui ci fidiamo. Tra l'altro loro guadagneranno di più perché sono strozzati dall'intermediazione parassitaria. Vediamo le proteste sul latte in Sardegna, ma anche in Sicilia. Cioè, noi dobbiamo dare fiducia agli agricoltori perché producano bene, e questo richiede da parte nostra la responsabilità di andare il più possibile incontro a loro, comprando direttamente, pagando noi il giusto e avendo loro un'adeguata remunerazione che permette loro di non essere strozzati da altri e produrre in maniera ottima per l'ambiente, per loro, perché ricordiamoci che non è che gli agricoltori sono contenti di usare i pesticidi, i primi a subirne i danni sono loro e i loro figli. Parlavo prima che in Francia il Parkinson è considerato malattia professionale degli agricoltori, quindi cerchiamo di aiutarci a vicenda, ma soprattutto di renderci conto che i cambiamenti avvengono quando c'è una coscienza critica collettiva e si incomincia ad agire di conseguenza. Non voglio i prodotti che mi sono reso conto che i PFAS, eccetera, sono composti che si trovano in questi prodotti. Bene, io quei prodotti non li compro più, non sono indispensabili. Si può farne a meno. Non ritiene che questa cultura, che è sostanziale, non può essere spiegata e raccontata nelle scuole? Deve essere.
Perché se no a sapere latino, italiano e altre cose forse è una cosa trascurabile rispetto al rischio di rimetterci la vita. Invito tutti a sentire l'ultimo intervento proprio di Greta a Stoccolma, ma adesso ne ha fatto un altro recente al Parlamento europeo, in cui lei dice: io faccio lo sciopero della scuola, perché la scuola mi insegna nozioni che non mi risolvono questi problemi che per me sono prioritari. Allora io tornerò a scuola quando la scuola mi aiuterà a risolvere questi problemi. E sono stufa di sentirmi dire in maniera buonista che le soluzioni ci sono, perché è vero che le soluzioni ci sono, ma se ci sono le soluzioni perché non le mettiamo in atto? Perché continuiamo a ritardare? Perché non conviene alle multinazionali, esatto. Ma noi siamo vacche da mungere. E dobbiamo ribellarci. Di solito sono molto pessimista io, cioè, passo per essere un allarmista, però per allacciarmi alla affermazione che ha fatto per l'importanza della scuola, voglio dire che noi come ISDE, ma assieme anche a tutto il movimento NOPFAS, abbiamo presentato un progetto che per fortuna è stato approvato da alcuni dirigenti scolastici di tutte le 3 province, per cui ci sono i miei colleghi che io sono andato in giro per le scuole, fanno dei progetti, dei laboratori pratici con cui con questi si sta concludendo in questi giorni. Proprio nelle scuole, le scuole superiori, insomma, sia delle province di Verona, di Vicenza e di Padova, sta avendo un grande successo, diciamo, tanto è vero che probabilmente ci diranno di ripeterlo anche per l'anno successivo. Poi io proprio ieri a Vicenza sono stato invitato ad un incontro organizzato dal WWF con un corso riservato ai docenti delle scuole superiori. Qui si parlava appunto di questi progetti che possono presentare le scuole e sono finanziate per esempio dal WWF per presentare progetti di miglioramento delle loro strutture scolastiche, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di utilizzare spazi verdi o rifarli, per esempio i tetti verdi oppure i cortili da trasformare in orti didattici, eccetera eccetera. Dal punto di vista pratico cosa possiamo fare noi? Io direi, vi consiglio sempre, seminate, piantate alberi se potete, ma anche fiorellini nel piccolo pezzettino di verde che avete, ognuno di noi ha sul davanzale, sul balcone, piante dei fiori che magari cominceranno ad attirare delle api, che noi non abbiamo parlato, però insomma, certo. Le api, la moria delle api, la distruzione, soprattutto ad opera dei neonicotinoidi, insomma, certo. Questi vengono utilizzati soprattutto per la concia di certi semi, insomma, e poi pare che un'importanza non minore hanno anche per esempio le onde elettromagnetiche nello scompaginare il sistema di orientamento delle api, e quello delle onde elettromagnetiche veramente sarà un altro tema che bisognerà poi affrontare, soprattutto con la questione del 5G, contro la quale si sono sollevati centinaia di ricercatori di indubbia fama a livello mondiale. E poi un'altra cosa, soprattutto cercare di evitare per esempio qualsiasi cosa che abbia dentro della plastica, soprattutto che contenga degli alimenti. Cerchiamo, probabilmente non c'è modo migliore per cercare di difendersi dalla propria salute che quello di rifiutare tutti i contenitori per alimenti fatti in plastica. Probabilmente c'è l'alternativa, ognuno può pensare anche i FAS, perché quasi tutti sono collegati. Certamente. Ognuno pensi nel proprio. Io per esempio ho cominciato a farmi lo yogurt da me stesso, insomma, quindi evito comunque i barattoli di vetro. Uso la yogurtiera, questo è altrettanto buono, insomma, quindi evito di produrre almeno una vaschetta al giorno di plastica. Attualmente mangiamo plastica tutti i giorni perché certo. Le microplastiche sono presenti in tutti i cibi, certo. Nel sale marino che c'è la microplastica, eccetera. Quindi se calcoliamo polveri sottili, microplastiche e nell'acqua
tutte le sostanze in grado di alterare il sistema endocrino, certo, che inevitabilmente ci sono, perché anche quando noi stiamo attenti, l'abbiamo visto, tutti li hanno, certo, quando si cercano si trovano. Questo dà un'idea di qual è lo stato attuale. Beh, allora io propongo di invitarvi ancora, per parlare di plastica, di parlare di un'altra cosa, parlare degli aerei. Questo... Allora, lei prima diceva che un prodotto bruciato produce tot, certo, chili, si trasforma in sostanza tossica. Moltiplica per 3, diciamo, l'inquinamento. È uno studio che ho fatto molti anni fa. Quanto carburante viene lasciato nella stratosfera, perché ormai gli aerei viaggiano 14.000 metri tranquillamente, e che non tornerà mai più. Allora l'effetto serra che si parla tanto, allora si parlava dello spray delle signore che si mettevano sui capelli, il fissativo per lo spray, sembrava che avesse fatto il buco nell'ozono. E l'altro giorno, guardando il cielo, avevo visto proprio 4 aerei che si incrociavano, ovviamente in altitudini diverse, che lasciavano delle belle scie, e allora calcolavo il viaggio, per esempio, di un aereo da Roma a New York, quante tonnellate di carburante viene utilizzato e dove va a finire, e quanti aerei ci sono dentro una compagnia. Per il numero delle compagnie forse c'è da avere veramente paura, forse più della plastica che troviamo nei mari, perché lì quell'inquinamento chiaramente fa specchio verso, e quindi crea quell'effetto serra che spesso viene attribuito anche ad altre cose. Un'altra cosa che invece abbiamo scoperto, che certe pastiglie di omega 3, e faremo un esperimento in diretta, sciolgono la plastica. Quindi se io mangio microparticelle di plastica, poi mangio l'omega 3, aumento l'assorbimento della plastica e mi andrà a finire nel cervello, quindi avrò il cervello plasticato. Ma infatti il problema non è la plastica che vedo, è quella che viene ridotta al punto da non vederla, che è quella che è pericolosa, perché quella mi entra nei tessuti. Certo, ma soprattutto se è adiuvata da un solvente, da qualcosa che la favorisce, questo percorso. Certo. Va bene. Quindi, ritenetevi invitati, possibilmente riproporremo anche questa partecipazione. Allora, la prossima volta, Tullio, cosa parliamo? Beh, intanto ringraziamo il professor Tamino, Gianni Tamino e il dottor Vincenzo Cordiano. Settimana prossima cosa parliamo, Armando? Di cosa potremmo parlare la settimana prossima? Io sinceramente non ho una... No, ma è presto per parlare del porto di Venezia, perché ne abbiamo parlato stasera, il porto di Venezia, l'autorità portuale è interessata, diciamo, nello studio. Intervistare il responsabile del porto di Venezia cosa ne pensa, visto che è il contrario a questo tipo di attracco che non viene fatto. Quindi, questo è un aspetto. Nel settore del memento, dove noi riproponiamo tutte le rogne che la politica ci lascia sulla schiena, andremo a parlare con qualcuno e ci racconterà se la soluzione del porto di Venezia è accettabile o meno. Ma poi che altro possiamo parlare? Non lo so, quest'ora sinceramente lasciamo ai nostri telespettatori che chiamino e ci suggeriscano un tema scottante che volentieri affronteremo e proporremo la prossima volta. Col 5G, sì. Beh, il 5G sono i cinesi che sono i maestri del 5G, no? Ma adesso tutte le case, tutte i vari compagnie telefoniche, addirittura ho letto che ci sono accordi per mettersi insieme per aumentare il controllo, perché la logica è un po' come quella delle merci. Dobbiamo fare sempre un maggior numero di merci, anche se non ci servono, che corrano sempre più velocemente, così l'informazione deve essere sempre di più, andare sempre più rapidamente, creando un'enorme confusione per cui la verità ce la scorderemo. E nessuno capisce nulla. Ma una volta, io dico sempre,
insegnavo ai miei studenti all'università che una volta c'era disinformazione per difetto di informazione. Certo. Tu non puoi parlare, santa inquisizione, guai. Sì, sì. Ci sono stati dei poveri, diciamo, frati che sono stati bruciati vivi perché non potevano ovviamente dire quello che pensavano, niente di speciale, perché se lo racconto oggi per la strada la gente si mette a ridere e dice hanno ammazzato Giordano Bruno perché diceva queste fesserie qua, peraltro superate, poveretto, perché ormai la teologia è andata un po' più avanti, visto il nostro giovane Papa Francesco. Ma il problema è che la somma di l'affogare nell'informazione è il modo per non avere l'effetto contrario, il difetto di informazione è un blocco, l'eccesso di informazione invece, ed è quello che succede. C'è la mancanza di capacità critica nel capire. No, non riesco a decodificare più il messaggio. È un mare nel quale mi affogo. Mi annego nel mare dell'informazione. Si perde il senso dell'uso, per esempio, della parola. Certo. Cioè la parola perde significato, cambia significato. Ecco, quindi tornando al 5G, ci serve? Perché prima di farlo, la prima domanda dovrebbe essere, abbiamo veramente bisogno dell'informazione che sia in quantità spaventosa a velocità spaventosa? Oppure, per esempio, le merci devono per forza viaggiare in maniera velocissima? Cambia qualcosa se arrivano un quarto d'ora dopo o mezz'ora dopo? E quante onde elettromagnetiche dovremmo assorbire? Ce le ho in tasca, oppure ce l'ho nel taschino, e questo è uno dei fattori che nessuno calcola, perché si lagnano dell'antenna che sta a 300 metri da casa e fanno un 48, poi quando si trovano riuniti a scuola, che ognuno ha un telefonino, è un'onda elettromagnetica che si somma, eccetera. Che aumenta il rischio di sterilità, di perdita di... Dipende dalla lunghezza dell'onda elettromagnetica, questo è l'altro problema. Ieri, dicevo, quel corso seminario fatto a WWF, c'era Boccuzzo, mi pare, la professoressa dell'università, una statistica, che ha fatto un'indagine sulla percezione degli studenti, degli adolescenti, insomma, delle problematiche ambientali. Al primo posto erano più preoccupati dell'inquinamento dell'acqua, probabilmente forse per tutta questa storia dei PFAS, mentre per esempio poi dell'aria, dell'inquinamento atmosferico, però delle onde elettromagnetiche nemmeno il 4-5% era preoccupato, contro il 60-70% che è preoccupato dell'inquinamento dell'acqua, e soltanto il 3-4% era preoccupato appunto delle onde elettromagnetiche. Un paradosso è che non siamo preoccupati del sole, per cui andiamo in spiaggia, ci mettiamo sotto l'ombrellone pensando di proteggerci, ma se c'è una tempesta solare, in Canada nel 95 ha coinvolto la rete elettrica ad alta tensione, si è scaricato nella centrale di produzione e l'ha fusa. Ecco. Oppure l'altro fenomeno che viviamo come effetto bellissimo è l'aurora boreale, che mi hanno detto, un mio collega mi ha detto che lo accendono, adesso in Norvegia la accendono. Perché a volte la tensione dell'onda elettromagnetica del Sole non riesce a innescare questa luce, e allora hanno un sorta di grande produttore di onde elettromagnetiche, quindi una valvola molto grossa, e sparano questo e a volte riescono a innescare l'accensione dell'onda. Turismo, perché i turisti vogliono vedere l'aurora boreale. Esatto, quindi i turisti sono sempre... Ma adesso dovrebbero essere tranquilli, perché c'è un aumento dell'attività solare che anzi avrà non pochi problemi anche per le telecomunicazioni. Certo. Bene, ci fermiamo qui. Grazie ai nostri ospiti, grazie Armando, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Grazie Tullio. Ci vediamo la settimana prossima, venerdì come sempre TV7 Match. Arrivederci, buonanotte.